Bella a tutti ragazzi, questo sono un nuovo video su un nuovo gioco che vi porterò sul canale e si chiama Angry Shark Evolution. Il link del gioco lo metto sotto in descrizione e se lo volete scaricare si può scaricare sia per iOS che per Android. Cominciamo. Questo qua è lo scopo del gioco, è resistere di più con uno squalo andando avanti di livello, come vi sto spiegando qua, andando avanti di livello e vi darà un nuovo squalo più forte. Aspettate che devo... Aspetta raga. Buono raga. Sono una medusa. Dovete stare attenti. Comunque le meduse, anche queste qua piccoline, fanno molto danno. Quelli che ci possono essere tipo ci sono i squali martello, lo squalo bianco che è il più forte del gioco. Andando avanti anche di livelli si possono trovare anche che sono quelli robot praticamente che hanno tutti loro hanno un'abilità diversa e qua ci sono anche gli umani, potete attaccarli. Adesso sono troppo galli come sto facendo io non vedete ma potete prendere un'altra velocemente e prendere più veloce per tipo prendere le mani schiacciate un'altra volta lo schermo e noterete più velocemente. Qua ad esempio c'è una barca che adesso andrà ad aprire andandoci contro, ma attenzione che questi vi arpionano. No, sono morto. Vabbè, un po' avete capito come funziona, ma non è un gioco tanto. Devo far vedere tutti gli squali. Questo è il principale. Dovete arrivare agli squali per dopo pagare la squalo successivo. E dopo questo squalo martello che vi dicevo, faccio tutti gli squali. Massimo 90 metri. Io non so cosa vuol dire, vita massima 75. Poi quello che io può mangiare questi pesci qua, non so cosa sono, e profondità massima 150 metri e vita massima 110. Poi pesce martello credo che sia più forte, posso mangiare pesci velenosi e altri pesci martello. Pronto, vabbè, non so mica parlare oggi. Profondità massima 200 metri, vita massima 150. Poi viene il pezzo normale, che sarebbe il pesce tigre, mangia il pesce palla, e questo non so che pesce è. No, proprio non lo so. Poi infine c'è lo squalo bianco che si mangia tutti gli altri squali e le meduse. Limite profondità massima e vita massima 300. Poi ok, facciamo andare avanti. Non mi ricordo quanto mi manca. Ah, sono livello 7, va bene.
scusate raga, sono un po' raffreddato in questi giorni. Ancora mi messaggiano. Guardate. Nessuno. Io non voglio capire che ho cominciato a fare video, ma cos'era quello? Boh, l'ho perso. Ah, mi sono dimenticato di dirvi. No, l'antidoto serve sempre. Sono dimenticato che praticamente aspettate, se vi comprate dei vestiti, gli antidoti ognuno ha il suo scopo, tipo una cosa vi dà monete doppie, e dovreste trovare anche queste conchiglie qua che ci sono qua, e vi danno anche di quello che trovate. Poi dopo il gioco ve lo lascio in link in descrizione. Mamma mia, cosa ho rischiato. Tra un po' rimanevo stecchito lì con lo squalo. Vedete la differenza dei giochi i giochi normali e quelli di Agar.io. Agar.io proprio non ci so giocare. Ah, sono anche gli uomini i sub che vi vogliono uccidere. E qua tartaruga. Cosa c'è qua? Ah, praticamente si torna dove eravamo. Meglio tornare su. Quanti bei granchi. Mamma mia. Ah, scusate, non ho mica detto. Ecco, con quei pesci qua rossi e bianchi vi avvelenano. Speciale che mi permetterà sempre una guerra veloce. No, sta finita. Che Dio benedica le pubblicità che si possono saltare, mamma mia, che noia. Vedete il mio record 172 e resistenza massima 542. E non è molto però. Questa cosa che non un'altra cosa se ci sta. Quindi un antidoto. Anzi no, prendo due antidoti. Ok. E questo è già preso. Aspettate raga, no. Ah, con queste cose cioè praticamente molte volte potreste trovare che praticamente mi porta in un'altra dimensione praticamente dove ci sono nel polo nord, sempre in acqua. Lì è un posto molto pericoloso perché non ci si riesce a sopravvivere molto. Il tempo massimo di durata che ci può stare è tipo 5 minuti. Aia, guarda quanti squali che ci sono.
fate come me che vado sempre contro bombe. Bravo, stai lì che ti mangi. Boom, mangiato, pesce palla. Posso andare di qua? Mamma mia, che cosa ho rischiato. No, qua ci sono i pesci martello, che se riesco a morire ve li faccio vedere. Sono andato in basso. Culo. E qua per mangiare dovete saltare così. Che fortuna che ho avuto quel pescatore lì. Cos'era quello di qua? Ah, una bomba. Oppa, persona d'oro. No, fa vita. Credo di fare l'ultima perché è passato già troppo tempo. Ok, spero che il video vi sia piaciuto.